Abbiamo collocato questa iniziativa all'interno dei Segni di Infanzia, dove abbiamo fatto all'interno delle cantine di Vincenzo Gonzaga degli incontri con le scolaresche. Abbiamo montato un muro di circa 8 metri dove era possibile scalare, sempre assistiti dai SAF, e abbiamo presentato alcuni filmati originali fatti dal nostro centro documentazione sui primi momenti di messa in sicurezza del campanile di Santa Barbara. Oggi, dopo 24 anni, ripetiamo il carosello storico che si fece nel 1991 durante il cinquantenario della nascita dei Vigili del Fuoco. Dopo 24 anni le macchine del Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è il più importante che c'è in Italia, uno dei più importanti che c'è in Europa, una vera chicca per Mantova, che custodisce questi mezzi. Oggi dimostriamo che sono ancora operativi e dopo aver sfilato in tante città d'Italia, oggi ritornano a sfilare per le vie di Mantova. Per noi è una giornata bellissima e siamo orgogliosi di essere riusciti a portare fuori i mezzi storici. Per noi non sono dei reperti, degli automezzi, ma sono il ricordo dei vigili che ci hanno preceduto, dei vigili che con mezzi non all'altezza di quelli di oggi hanno affrontato grandi incendi, quindi un ricordo dei nostri colleghi passati e che con orgoglio ripresentiamo a tutti i cittadini e soprattutto ai bambini. Per ricordare quei tempi faremo una simulazione di un intervento della fine dell'Ottocento, con i cavalli, le pompe a mano. Finita poi l'esercitazione riaccenderemo i motori e gireremo per le città, per le vie del centro storico. Nei paesi europei i vigili del fuoco volontari sono un elemento dominante e la cittadinanza ne sente sicuramente la vicinanza e c'è un senso di appartenenza di questi uomini alla collettività. In Italia i volontari non ci sono più da tanto tempo, sono stati praticamente eliminati. Questo condanna praticamente i vigili del fuoco a fare leva soltanto sulle risorse dello Stato, ma questo non è possibile perché laddove esistono delle realtà distanti dai capoluoghi i tempi di percorrenza sono altissimi. Questo incontro serve per fare conoscere i vigili del fuoco in generale alla popolazione, fare in modo che questo senso di appartenenza ai vigili del fuoco non sia un senso di appartenenza al corpo, ma sia un senso di appartenenza alla cittadinanza. Allora sì che chi opera in questo servizio si sente motivato, si sente comunque fiero di farlo, ma sentendo la vicinanza della popolazione e sapendo che la popolazione conosce quelli che sono i sacrifici, gli impegni, la storia e i progetti, questi uomini, che sono una piccola compagine e potrebbero diventare molti di più, si sentono sostenuti e incoraggiati a fare meglio.